Edizione di Antenna 3 Nord-Est, martedì 2 agosto, buongiorno, ben ritrovati. Il secondo giorno della settimana con una campagna elettorale in vista del voto del 25 settembre che si fa ovviamente sempre più fitte. Ovviamente di politica parleremo anche oggi in questa edizione nella seconda parte. Partiamo con alcune notizie di cronaca molto importanti. La prima perché è stato identificato il cadavere dell'uomo che è stato trovato fatto a pezzi nell'Adigeto. Si chiama Seth Keikuti ed è un albanese di 72 anni residente a Badia Polesine. L'uomo appunto il cui cadavere è stato fatto a pezzi e trovato nei giorni scorsi nell'Adigeto, lo ricorderete, lo hanno accertato i carabinieri di Rovigo, era pensionato, coniugato. Gli investigatori hanno invitato chiunque abbia notizie utili riguardo alla vittima a farsi avanti per supportare l'attività degli inquirenti. Ricorderete che prima era emersa una gamba e poi il resto del corpo fatto a pezzi piano piano sono riaffiorati dalle acque dell'Adigeto, da qui ovviamente le indagini dei carabinieri che con oggi, questa è la notizia davvero l'ultima ora della mattina, sono riusciti ad identificare il cadavere. Invece è stata ritrovata la salma del cittadino ucraino 55enne scomparso nelle acque del Naviglio del Brenta la scorsa domenica. Vediamo il servizio della redazione di Venezia. È stato ritrovato ieri intorno alle 18:30 il corpo senza vita del 55enne ucraino scomparso nelle acque del Naviglio del Brenta tra Mira e Dolo la scorsa domenica 31 luglio. Si tratta di Volodymyr Olinik. La salma è stata trovata a ridosso di un ponte vicino a una briccola tra la vegetazione a Mira. I vigili del fuoco hanno proceduto al recupero del corpo. In base alle testimonianze raccolte, l'uomo era entrato nel corso d'acqua per fare un bagno e rinfrescarsi, ma non è più tornato a riva. I sommozzatori hanno esplorato il naviglio per tutto il pomeriggio, anche nelle buche che scendono fino a 2-3 metri di profondità, fino al ritrovamento della salma. Ora sono in corso tutte le formalità del caso, seguite dai carabinieri di Dolo. Da Dolo a Vicenza invece con cantieri edili sotto controllo, 2 in particolare, siamo nel Vicentino, pare non siano state rispettate le norme legate alla sicurezza. Vediamo. 11 persone denunciate e 750.000 euro di multa è il bilancio dell'operazione di controllo dei carabinieri in alcuni cantieri edili dell'area iberica. Un'operazione finalizzata alla verifica del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro che i militari dell'Arma stanno eseguendo periodicamente sul territorio a scopo preventivo. L'erogazione dei fondi del 110% per le ristrutturazioni sta mettendo pressione nell'organizzazione del lavoro delle società che molto spesso tralasciano gravi inadempienze nel rispetto delle norme di sicurezza e lo sfruttamento del lavoro sommerso. In particolare sono stati controllati i cantieri nei comuni di Montegaldella e Longare, dove svolgevano l'attività 11 società. A 2 di queste è stata disposta la sospensione dell'attività imprenditoriale per gravi inadempienze sulla sicurezza. Sono state riscontrate l'assenza di parapetti sulle impalcature con grave pericolo di caduta nel vuoto per gli operai e la mancata redazione del piano operativo di sicurezza. Inadempienze che sono state immediatamente sanate dalle imprese, consentendo la revoca della sospensione e la ripresa dell'attività lavorativa. Allora, avete sentito parlare di superbonus e c'è una grossa operazione della Guardia di Finanza di Treviso che riguarda appunto il superbonus. Hanno smascherato un consorzio che si chiama Casa Zero che sostanzialmente aveva raccolto commesse da 500 persone, 500 famiglie, salvo poi non portare a termine alcun lavoro, anzi addirittura parliamo di veri e propri cantieri fantasma, e di questo tra poco parleremo anche con il nostro ospite, ma vi faccio vedere prima il servizio. Il consorzio offriva questi lavori dall'A alla Z, quindi chiavi in mano. Un consorzio chiamato Casa Zero con sede a Nervesa della Battaglia, 3 le persone a capo. Il primo, un rappresentante legale, un 47enne milanese, il secondo gestiva tutte le attività, un 38enne trevigiano, il terzo, un ingegnere trevigiano di 55 anni, firmava asseverando che i lavori sulla carta erano stati eseguiti, ma almeno nel 50% dei casi non era stata montata nemmeno
un'impalcatura. La Guardia di Finanza di Treviso ha scoperto una maxi frode, 24 i milioni di euro di crediti fittizi intercettati, oltre 500 le commesse raccolte tra Veneto, Friuli e Lombardia, almeno 230 i lavori per i quali era già stata firmata la cessione del credito. Cosa faceva il consorzio? Non effettuava i lavori, però grazie alla compiacenza di un professionista che era l'asseveratore, certificava l'avvenuto svolgimento di questi lavori per saldi avanzamento, quindi del 30% almeno, e quindi per saldi di avanzamento, stati di avanzamento successivi. Stati di avanzamento che davano il via libera alla richiesta all'Agenzia delle Entrate del versamento del credito spettante. Insomma, così il gruppo monetizzava. Ad insospettire i finanzieri il fatto che il consorzio fosse nato proprio in piena pandemia. Mentre tutti chiudevano, questo consorzio apriva, quindi questo consorzio si costituiva perché ovviamente aveva intuito l'opportunità che sarebbe sorta grazie ai bonus che il governo avrebbe erogato di lì a poco. E il fatto che la società operativa, che di fatto doveva eseguire i lavori, al 90% era costituita da dipendenti amministrativi. Non c'erano gli artigiani che avrebbero dovuto eseguire i lavori. La Finanza invita i cittadini a monitorare lo stato delle pratiche di chi abbia avviato lavori con il bonus 110, verificando con lo SPID sul sito dell'Agenzia delle Entrate, dove tutto è nero su bianco. Se non ci sono stati lavori ma figurano delle fatture o una cessione del credito, è importantissimo rivolgersi alla Guardia di Finanza per segnalare questa situazione per i relativi approfondimenti. Se anche il cittadino non è in possesso degli strumenti tecnologici come lo SPID, il mio invito è comunque rivolgersi alla Guardia di Finanza, segnalare la situazione. Già disposto il sequestro dei crediti fiscali acquisiti, liquidità e immobili in possesso dei tre. Il capo di imputazione è truffa aggravata ai danni dello Stato. Armando Sartori, Confartigianato Imprese Marca Trevigiano d'Arzo Motta, buongiorno, ben ritrovato e grazie per aver risposto al nostro invito proprio alla luce anche di questa operazione della Guardia di Finanza. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi, buongiorno Anna. Allora, lei che insomma... Grazie dell'invito. Grazie a lei perché insomma lei è stato in questi anni un nostro punto di riferimento come contatto tra gli artigiani per quanto riguarda il super bonus 110%. Allora, alla luce del servizio che ha visto, quali sono le sue considerazioni? Ci diceva appunto il comandante provinciale della Guardia di Finanza che stanno attenzionando diversi casi. Quali sono, diciamo, i campanelli d'allarme che i cittadini di cui i cittadini devono tenere conto a fronte dei benefici di questo bonus a 110? Ma guardi, il servizio l'ha detto in maniera molto chiara. C'era questo consorzio che era fatto al 90% dei suoi dipendenti di persone che espletavano diciamo così servizi di ufficio e mancavano le imprese, quindi è inutile chiudere dei contratti, avere delle promesse sui bonus 110, sui lavori che verranno eseguiti e poi scopri che dietro ai lavori che devono essere fatti non ci sono le imprese. Qui è chiaro che se si sta parlando di un qualcuno che ha fatto delle asseverazioni e i lavori non sono stati fatti, si tratta di truffa, appunto. Quindi voglio dire, il colonnello della Guardia di Finanza è stato quanto mai chiaro, quanto mai preciso, voglio dire, ben vengano questo tipo di controlli perché danneggiano poi di fatto chi sta lavorando seriamente. Ecco Sartori, si diceva appunto nel servizio che in piena pandemia come i funghi sono nate società, consorzi di questo tipo che offrivano lavoro chiave in mano, ce lo conferma? Sì, ve lo confermo perché noi che ci occupiamo di questa cosa qua, quindi noi che siamo a fianco degli artigiani che le pratiche burocratiche del 110 le devono fare e che li aiutiamo a farli, sappiamo perfettamente, abbiamo più volte avuto, come dire, delle rimostranze da parte di cittadini o di imprenditori di imprese che venivano a dirci ma voi state guardando il pelo nell'uovo, eccetera eccetera. No, noi dovevamo garantire e richiedere che ci fosse una serietà, perché qui si sta parlando del fatto che
il governo, lo Stato, sta mettendo a disposizione il 110% di quello che tu spenderai per rendere la tua casa economicamente più sostenibile, economicamente ed ecologicamente soprattutto. Cioè, questa è una cosa seria, doveva essere una cosa seria. Alla luce di quello che sta succedendo, dei fatti a cui veniamo tutti i giorni chiamati a sentire, è francamente una certa confusione. Quindi voi avete anche avuto molta concorrenza come artigiani con questo super bonus, ma come si concilia la mancanza di personale di cui spesso abbiamo parlato con questo proliferare di aziende che offrono lavori? Certo, ma se la concorrenza è questa che stiamo vedendo, che chiudevano le asseverazioni senza aver fatto il lavoro, è una concorrenza sleale. Cioè, di cosa stiamo parlando? Noi siamo vittime di questo metodo barbaro, incivile, di andare ad approfittare dei soliti bonus fiscali, eccetera. Quando si parla di bonus fiscali si parla di lavoro. Allora è chiaro che se arriva ai cittadini la proposta di andare a fare una ristrutturazione, tra l'altro si parla sempre gratis, tutto gratis, zero pensieri, eccetera. Vi dirò, io sto facendo un piccolo lavoro a casa mia sul 110%, insomma tutto gratis non è, e zero pensieri neanche, insomma qualche pensiero c'è, perché le cose sono comunque da fare e devono andare per il verso giusto. Quindi lei dice diffidate da chi vi propone e vi promette che non spenderà una lira? Ma l'abbiamo sempre detto, perché è molto difficile, perché i prezzi sono addirittura raddoppiati per un insieme di motivi, alcuni dei quali non conosco neanche o mi sembrano incredibili. E quindi diffidate della faciloneria con cui vi vengono proposte queste cose qua. E chiedete soprattutto, a fronte della proposta, chi sarà l'impresa che mi farà il lavoro. Perché giustamente diceva il colonnello della Guardia di Finanza, c'è lo SPID, eccetera, ci sono tanti controlli, però anche il semplice controllo di chiamare la ditta che dovrebbe essere chiamata a fare il lavoro e magari scoprire dalla ditta stessa che ti dice: guarda che io prima di un anno e mezzo, quel cappotto lì non posso venirtelo a fare, perché questi oggi sono i tempi. Mesi e mesi, se non anni. Senta, secondo lei, Sartori, c'è qualche falla nel sistema così per come il bonus è stato pensato? Ci spiegavano ieri appunto dalla Finanza che una volta firmato il famoso documento dell'Agenzia delle Entrate con la cessione del credito, già questi consorzi possono arrivare a pretendere il 30% dei crediti, quindi possono già iniziare a monetizzare. Secondo lei come avrebbe dovuto essere pensato il bonus per evitare problematiche di questo tipo? Doveva essere più semplice, tutta la normativa doveva essere più semplice, perché più regole metti e più dai la possibilità a qualche furbo di inserirsi tra una regoletta e l'altra e di fare il furbo. Comunque la normativa, per certi versi, pur complessa, è anche abbastanza chiara. Tu puoi chiedere il bonus sul credito solo se l'hai fatto il 30% del lavoro, non se l'hai asseverato. Ok? E quindi è chiaro che lì basterebbero dei controlli un po' più puntuali, eccetera. Ha fatto bene la Guardia di Finanza ad andare a controllare, loro è scattato il campanello per altri motivi, però di fatto sono arrivati a scoprire che su 500 lavori quasi la metà erano insomma così fittizi. Ok? E questo danneggia tutti. C'è poi un altro problema. Il problema vero è che il bonus 110 o quello che avrebbe dovuto essere 90, 70, 80, quello che volete, doveva essere più strutturale, durare più anni, così dare delle limitazioni così corte nel tempo ha fatto solo che far emergere tutte le male pratiche dei furbetti, danneggiando le imprese tra l'altro che sono poche. Cioè, voglio dire, c'è più gente che lavora negli uffici che non quelle che lavorano sui cantieri. Ok? Questo è il problema. Ma il cappotto e la pompa di calore e i serramenti li fai con la gente, con le imprese che lavorano nei capannoni o sulle impalcature. Poi, tra l'altro, abbiamo visto nel servizio prima
il fatto che per stare poco hanno scoperto i cantieri che non sono a norma sulla sicurezza, e allora viva Dio, di un'opportunità che avevamo per crescere abbiamo distrutto tutto. Lei si aspetta che queste indagini, queste scoperte siano solo la punta dell'iceberg, Sartori? Io da tempo che ho questo sospetto qua. Mi auguro naturalmente di sbagliarmi, perché insomma non è che mi diverta a dire io l'avevo detto e le ho azzeccate tutte, e però sono tutte cose negative. Io spero veramente di sbagliarmi. Ho paura effettivamente, perché tante di queste società sono nate ma poi non avevano alle spalle la forza lavoro. Noi di Confartigianato l'abbiamo visto, le imprese sono piccole nel nostro territorio, sono strutturate per fare quello che hanno sempre fatto, non per fare il 50% in più di lavoro. Quello possono fare, ok? E quindi questi bonus fiscali per rendere le nostre case più ergonomiche, meno dispendiose, e per fare un ambiente migliore devono essere strutturali, ok? E devono avere regole un po' più sempliciotte e naturalmente i giusti controlli, sia sulla sicurezza che sulla veridicità delle asseverazioni, perché ricordiamoci che comunque questi che vengono dati a questi consorzi o comunque a queste società che fanno le asseverazioni false sono soldi di tutti, soltanto per essere chiaro. Grazie Sartori per questo passaggio importante anche per noi, per capire e per dare una sorta di alert ai cittadini, perché sappiamo che sono davvero tanti quelli che hanno cercato in qualche modo di usufruire di questo bonus, quindi davvero grazie per essere stato con noi. Ci riaggiorneremo un po' più avanti per capire lo stato, insomma, lo stato dell'arte di questo bonus e anche la vostra situazione con i lavori. Va bene, grazie. Ciao, grazie a tutti. Arrivederci Sartori. Allora, è stata convocata alle 12:15, quindi siamo in ritardo di circa un minuto, una conferenza stampa. Siamo a Marghera, il luogo che tutti voi ricorderete come teatro delle conferenze stampe in periodo Covid. Vediamo se riesco a farvelo vedere nelle immagini. Ed è stata convocata dal Presidente della Regione Luca Zaia per la presentazione del nuovo comando interregionale di Forze Armate, che si deve occupare della tutela dell'ambiente, mai come in questa fase sotto stress. Da qui appunto seguiremo ovviamente anche noi in diretta la presentazione di questo nuovo comando per capire quali saranno i suoi compiti sul territorio. Ma nel frattempo, finché attendiamo l'arrivo sia del Presidente Luca Zaia che dei vertici dell'Arma, andiamo avanti e vi faccio vedere con queste foto, mi aiuto con il nostro computer, eccoci qua, perché le persone che vedete in questo momento in fotografia hanno trascorso tutta la notte bloccate in parete sullo spigolo dell'Agnier sopra Taibona Gordino, dopo essere stati sorpresi da un forte temporale. Protagonisti 2 alpinisti tedeschi, 55 anni lui, 53 lei, che ieri avevano iniziato la scalata attrezzati per bivaccare in quota, ma dopo aver superato più della metà della via sono stati sorpresi dalla forte tempesta proseguita lungo nella notte, fermatisi su un pulpito per cercare di ripararsi, dove li vedete appunto in questo momento. Hanno lanciato l'allarme stamattina alle 7:15, è decollato l'elicottero di Dolomiti Emergency che li ha subito individuati a 2250 metri di quota. I 2 sono stati tratti in salvo dall'elicottero e lasciati in Valle San Lucano. Dunque davvero un episodio, una vicenda che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia, ma che invece ha portato i 2 alpinisti tedeschi a terra sani e salvi. Continuiamo con la cronaca, perché c'è stato un incendio ieri a San Paolo nel primo pomeriggio. Noi eravamo lì con le nostre telecamere, ve lo facciamo vedere. Ho sentito puzza di fumo. Dopo sono uscita con mia nonna nel terrazzo e ho visto un sacco di fumo
venire verso di qua perché era appena successo. Ho visto che stava andando tutto a fuoco. Erano le 14:30 quando un rogo è divampato in un negozio di ortofrutta al piano terra di una palazzina di Viale Francia. I residenti, vedendo il fumo uscire dalla serranda del negozio, chiuso dal proprietario da poco più di un'ora, hanno immediatamente chiamato i vigili del fuoco. Le fiamme intense e una coltre di fumo alta più di 20 metri hanno portato all'evacuazione dei 12 appartamenti della palazzina. Hanno suonato tutti i campanelli, ha detto dovete, perché non si sapeva cosa fosse successo, poteva scoppiare una bombola, poteva esserci qualcosa, insomma, allora siamo tutti venuti giù. Un rogo difficile da spegnere di cui ancora non si conoscono le cause. In corso infatti le indagini da parte della polizia locale. Al momento il sospetto è che l'incendio possa essere divampato a causa di un cortocircuito del nuovo motore del frigorifero, ma nessuna pista, anche quella del dolo, è al momento esclusa. Quel che è certo è che le fiamme hanno completamente distrutto il negozio di ortofrutta, ma soprattutto i suoi 40 anni di storia. E dispiace, dopo 40 anni vedere questa cosa qua mi dispiace molto. Ci fermiamo per pochi secondi di pubblicità, conferenza stampa un po' in ritardo, poi probabilmente andremo a Marghera per la diretta. Prima edizione, buongiorno, ben ritrovati. Ripartiamo dalla notizia che vi abbiamo dato ieri in apertura del nostro notiziario TG Treviso con l'incidente stradale mortale che c'è stato lungo la strada Alemagna. Purtroppo oggi siamo in grado di darvi l'identità della persona che è deceduta. Si chiamava Graziano Bortolotto, aveva 67 anni, alpino e donatore Avis. Tutta la comunità è sotto shock. Un impatto violentissimo, lo scooter travolto dall'auto. A morire Graziano Bortolotto, 67 anni, alpino, impegnato nel volontariato e donatore Avis. Una tragedia che ha lasciato la comunità senza parole, sotto shock. Da una prima ricostruzione l'auto guidata da un 29enne del posto proveniva da Vittorio Veneto e da un tratto ha svoltato verso l'abitazione travolgendo lo scooterista che proveniva dal senso opposto. Nulla da fare per il 67enne morto sul colpo. L'uomo abitava a pochi metri dal luogo dell'incidente. Strazianti le urla della moglie e della figlia giunte sul posto pochi istanti dopo la tragedia. E poi c'è un'altra notizia che ci porta a raccontarvi ancora una volta di una persona malata, evidentemente terminale, che chiede di poter andare in Svizzera per avere il suicidio assistito, accompagnata ancora una volta da Cappato e l'associazione Luca Coscioni, che torna a chiedere alla politica di mettere all'interno della propria agenda anche questo tema così delicato. Un tunnel di dolore senza fine, dove la speranza lascia spazio solo alla consapevolezza che nulla si può più fare. Così, giorno dopo giorno, Adelina, un nome di fantasia per rispettare la sua privacy, ha maturato la sua decisione, quella di morire. 69 anni, pensionata, residente nel Veneto, affetta da una grave patologia oncologica polmonare irreversibile con metastasi. Ha resistito, ha combattuto fino a quando ha voluto dire lei la parola fine. Fine ad un calvario che non sarebbe mai terminato e che avrebbe portato alla sua morte. Così, dopo tanta sofferenza, Adelina ha chiamato l'associazione Luca Coscioni, una telefonata per chiedere di aiutarla a morire, per chiedere di poter accedere legalmente al suicidio assistito. Ad accompagnare la 69enne nel paese elvetico Marco Cappato, tesoriere dell'associazione, che rischia però, per quella che lui considera una disobbedienza civile, 12 anni di carcere con l'accusa di aiuto al suicidio. Adelina non rientra nei casi previsti dalla sentenza della Corte Costituzionale sul caso Cappato di J. Fabo per l'accesso al suicidio assistito in Italia. Nel nostro paese, infatti, proprio grazie alla disobbedienza civile di Cappato per l'aiuto fornito a Fabiano Antoniani, il suicidio assistito è possibile e legalmente in determinate condizioni della persona malata che ne fa richiesta, ovvero una persona affetta da una patologia irreversibile, fonte di intollerabili sofferenze, pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli e tenute in vita da trattamenti di sostegno vitale. Adelina invece non è tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale. Sto accompagnando in Svizzera una signora gravemente malata, solo lì può ottenere quello che deve essere un suo diritto, sarà libera di scegliere fino alla fine, ha dichiarato Marco Cappato. Lei la sua scelta l'ha già fatta, un'attesa ulteriore avrebbe potuto infatti determinare solo ulteriori sofferenze e peggioramenti, vista la progressione della malattia già in fase avanzata. Adelina è già in Svizzera.
Ora vi portiamo a Cittadella, provincia di Padova, per raccontarvi una vicenda molto triste, quella che è accaduta ieri all'obitorio dell'ospedale di Cittadella, dove sono state, pensate, scambiate le salme di due anziane, una delle quali restituita alla famiglia per la sepoltura. È stata avviata un'azione legale, l'ULSS 6 annuncia l'indagine interna. Vediamo. Ad accorgersi che non era la loro cara, un'anziana ottantenne di San Giorgio delle Pertiche, deceduta dopo ricovero all'ospedale di Cittadella, i familiari di quest'ultima, che nel pomeriggio di lunedì si sono presentati in obitorio a Cittadella per l'ultimo saluto prima del funerale fissato nella chiesa di San Giorgio delle Pertiche. Dolore, incredulità e rabbia, tanto che in ospedale sono arrivati i carabinieri che, ricostruiti i possibili contorni della vicenda, hanno fatto tornare a Cittadella il figlio di una donna di 84 anni di Tremignon di Piazzola sul Brenta, che con grande smarrimento ha ritrovato e riconosciuto la salma della madre che credeva di avere salutato e sepolto la mattina. Era già stata chiusa la bara dell'anziana perché il riconoscimento era stato fatto alla consegna degli abiti della defunta, da qui probabilmente l'errore che lascia nello sgomento due famiglie. Sia la famiglia dell'anziana di Tremignon di Piazzola che il titolare dell'agenzia di pompe funebri si sono rivolti a un legale che ha già ottenuto la procura per chiedere conto di quanto accaduto all'ULSS 6 Euganea. La stessa ULSS in mattinata ha diffuso un comunicato in cui, stante la volontà di fare piena chiarezza, rende noto che all'obitorio dell'ospedale di Cittadella si è verificato uno scambio di feretro tra due persone decedute a poca distanza l'una dall'altra. L'azienda sociosanitaria, esprimendo grande rammarico per l'accaduto e vicinanza ai familiari delle due persone defunte, ha prontamente avviato un'indagine interna atta a capire quanto è successo e a risalire alle responsabilità. Della vicenda è stata informata l'autorità giudiziaria. Incidenti stradali, purtroppo la curva torna a salire, era stata abbattuta nei periodi di Covid, ma evidentemente non c'era nemmeno così tanta circolazione delle automobili sulle strade del Veneto, e non solo. Numeri che tornano ad essere preoccupanti, da qui la firma di un protocollo d'intesa tra due ULSS, l'ULSS 2 e l'ULSS 4, con delle azioni concrete specifiche. Vediamo. Ci preoccupiamo delle morti causate dal Covid e dalle altre malattie, ma non ci preoccupiamo dei morti sulla strada. Secondo l'Istat, gli incidenti sono la prima causa di morte nei giovani tra i 15 e i 24 anni. Sono le dichiarazioni e i dati che hanno anticipato la conferenza stampa di questa mattina, che ha riunito sullo stesso tavolo ULSS 2, ULSS 4, Regione Veneto, associazioni, conferenza dei sindaci delle rispettive aziende sanitarie, per la firma di un protocollo d'intesa per la riduzione del rischio di incidenti stradali. Se nel 2021 sulle strade hanno perso la vita 58 persone, nella prima metà del 2022 siamo già a 39, per non parlare delle centinaia di persone rimaste lesionate a vita. Per spiegare ai neopatentati quali sono i veri rischi: l'alcol, le sostanze e soprattutto l'uso del smartphone, perché purtroppo è dimostrato il 35% degli interventi di incidenti sono legati allo smartphone. Interventi destinati a neopatentati ma anche agli adulti. Noi chiediamo la patente di guida, ovviamente per un tir che pesa un tot di tonnellate, e non chiediamo una patente di guida per un monopattino che va a 25 km all'ora, che va al fianco del tir e può essere risucchiato dal tir. L'obiettivo dell'intesa è quello di promuovere e aumentare la consapevolezza sui rischi della strada, ma anche creare pratiche di azione condivise, sia per la prevenzione, con il lavoro nelle scuole e nelle autoscuole, sia per il dopo, il sostegno economico e psicologico alle famiglie. Ad esempio anche purtroppo l'organizzazione di un funerale con un dispendio di volontari, insomma delle situazioni che non siamo abituati fortunatamente a gestire. L'importante è adesso creare un coordinamento per arrivare nei prossimi casi, che purtroppo ci saranno perché gli incidenti sono all'ordine del giorno, in maniera preparata e soprattutto condivisa. Sicuramente nel caso della nostra conferenza di sindaci ci sarà cittadinanza attiva, con cui lavoriamo già assieme, con un gruppo di lavoro composto appunto da soggetti che vanno a rientrare da diverse aree: salute mentale, disabilità e tutti gli esiti che emergono rispetto a questo. I primi incontri e tavoli di lavoro ci sono già stati, azioni già presenti sul territorio, ma che per la prima volta avranno un'unica cabina di regia, quelle a favore delle vittime ma anche dei familiari, azioni di consulenza per le associazioni ed anche per le forze dell'ordine. Avete visto la presenza dell'ULSS 4, il direttore generale ci ha rilasciato anche delle dichiarazioni importanti legate all'escalation di episodi di violenza che si stanno verificando in questa estate molto bollente a Jesolo. Sentite le sue dichiarazioni.
Si sta facendo il possibile per dimenticare quella sera, perché comunque è stato un momento di terrore da parte di tutti e sì, non lo auguro assolutamente a nessuno. C'è ancora paura negli occhi di Marco quando ripercorre quei momenti terribili. Venite presto, ci stanno picchiando. Sono queste le parole del giovane ventenne trevigiano al 112. Intanto la furia di questo gruppo non si placava. Pugni, calci, schiaffi. Si tratta di uomini forse dell'Est Europa, lattine in mano, ubriachi. Abbiamo provato di fermarsi, ma loro continuavano. Dal video si vede anche un loro amico che li tiene, ma erano scatenati. Loro volevano pestare, volevano tirar fuori la forza ad ogni costo. All'arrivo dei carabinieri e dell'ambulanza gli aggressori si erano dati alla fuga. A terra il ventenne di Montebelluna trasportato in ospedale. Sta meglio, ma per ora è tornato a casa, ne avrà per una decina di giorni. Queste cose ti segnano, perché dopo hai paura di uscire, non ti senti mai al sicuro da nessuna parte, anche perché là era come la piazza che frequentavamo, i posti le strade che facevamo ogni giorno. Immediate le indagini dei carabinieri che hanno visionato il video fatto da una persona residente nella zona dell'aggressione. Una volta identificati verranno accusati di lesioni personali aggravate. Almeno 3 gli uomini che hanno colpito i giovani, anche se il gruppo era più numeroso. Quella è gente pericolosa e la giustizia qua non funziona. Quindi c'è paura? Sì, perché alla fine non succede mai niente, si faranno l'interrogatorio, escono fuori, ciao, amici a fare lo stesso che facevano prima. E loro erano consci, perché sennò non vai a menare gente di notte gratis. E questo è il racconto raccolto dalla nostra Daniela Sizia di uno dei giovani trevigiani che sono stati aggrediti la scorsa notte proprio a Jesolo dopo aver finito di lavorare in una pizzeria insieme ad una coetanea ventenne. Aggrediti, avete sentito, senza motivo. Da qui, dopo la sparatoria, dopo l'accoltellamento, l'escalation di aggressione che purtroppo si sta vivendo in questi giorni lungo il litorale veneziano. Lasciamo da parte la cronaca ora per aprire invece la pagina politica e in qualche modo dare il via al dibattito che abbiamo organizzato nell'attesa che ci diano la linea da Marghera per la conferenza stampa. Uno dei temi emersi, no, ci dicono che è arrivato il presidente Zaia, allora lo ascoltiamo, a tra poco. Chi parla per primo? La scaletta com'è? Ah, faccio un... Quindi la scaletta qual è? Sì, perfetto. Esattamente il comandante? Il nome e il cognome? No. Il comandante di tutela ambientale e transizione ecologica, come il Ministero. Buongiorno a tutti, sono il generale di brigata Valerio Giardina, comandante del tutela ambientale e transizione ecologica di Roma. Faccio sommessamente in punta di piedi gli onori di casa, naturalmente qui al Presidente, a cui lascio immediatamente la parola per il nostro incontro. Sì, grazie e buongiorno a tutti, veramente grazie per essere qui oggi. Volevo ringraziare, appunto, salutare il generale Giardina, il generale Spina, e poi ovviamente io lascerò la parola a loro. Noi siamo onorati di ospitare, quindi abbiamo accolto subito con piacere questo invito e abbiamo dato subito disponibilità di ospitare, diciamo, l'Arma dei Carabinieri, che oggi presenta un'iniziativa che è unica. Si passa dalle grandi progettualità, dai grandi ragionamenti rispetto alla tutela ambientale a un'iniziativa di fatto solida, importante, e che dà vita a un nucleo di coordinamento che ha il comando qui in Veneto rispetto a tutto quello che è il tema di reati ambientali. Per il Veneto reati ambientali significa la fragilità della laguna, i rifiuti, quindi il traffico dei rifiuti, tutto il tema dell'inquinamento delle acque e molto altro ancora. E direi che per noi è un onore, anche perché la sensibilità, lo dicevo prima quando ho incontrato i due generali e lo staff, la sensibilità che abbiamo sempre dimostrato penso che sia concreta. Pensate solo alla vicenda dei FAS. Nel 2013 a noi il CNR, assieme ad altre regioni,
ci è stato comunicato della presenza di questi inquinanti nelle acque, la Regione del Veneto è stata l'unica che ha preso di petto questa emergenza. Addirittura non solo oggi può vantarsi di avere una legge che pone il limite di Fassa zero nelle acque e siamo l'unica regione in Italia, ma non solo dicendo che abbiamo dato vita a un acquedotto nuovo e quindi a una condotta nuova da 80 milioni di euro e tutto quello che è il biomonitoraggio, ma addirittura dando vita a un laboratorio di analisi che è un laboratorio di riferimento nazionale, ci è costato quasi 10 milioni di euro, per dire che poi le cose si debbono fare concretamente. Io ringrazio veramente di questa attenzione l'Arma dei Carabinieri e ringrazio il Comandante Generale per aver avuto anche attenzione e aver dato l'ok di fare in modo che qui ci fosse, fra l'altro non riguarda solo la nostra regione, ma da qui il comando si occuperà anche di Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e anche Emilia Romagna. E anche Emilia Romagna, grazie. Quindi capite l'importanza della presentazione di oggi. Veramente ringrazio per la sensibilità, coscienti del fatto che insomma siamo comunque l'ombelico del mondo, purtroppo anche per il tema dei reati ambientali. E questo ci permetterà di essere ancora più vicini ai cittadini, di raccogliere le istanze. So che lo staff, e ringrazio anche tutte le persone, insomma, ovviamente tutti i carabinieri, gli amministrativi, insomma tutti coloro che lavoreranno in questo nuovo comando, perché comunque sarà per noi un punto di riferimento. Ecco, ricordo, e poi chiudo, che il comando lavora in stretta collaborazione con la DDA, quindi con la direzione distrettuale antimafia, e quindi con il dottor Cherchi e la Procura di Venezia, che creerà un unicum anche su questo fronte. La Regione c'è, è assolutamente a disposizione. Io lascio la parola al Generale Giardina, se non ho capito male, e dopo il Generale Spina. Le cedo anche il posto. Parli a cedo. Bene, grazie. Per un po' glielo cedo. Non ho... Dipende se lo gradisce. Non ho aspirazioni in questo senso. Bene, Presidente, naturalmente in questa fase i buoni propositi sono ovviamente fondamentali e io vorrei partire prima di tutto dal ringraziamento che va inevitabilmente a lei, perché ovviamente in questi anni, al di là della creazione del gruppo, ci è sempre stato costantemente vicino, ha espresso una sensibilità istituzionale unica e che ha permesso appunto la realizzazione, grazie anche naturalmente all'impegno dei ministri Cingolani e Guerini, di appoggiare la proposta del comandante generale Teo Luzzi di creare un gruppo Carabinieri tutela ambientale che coordina di fatto il lavoro effettivo, le attività investigative dei 5 NOE dell'Italia del nord-est. Vorrei ringraziare in questo anche il prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, perché è costantemente vicino naturalmente alla nostra istituzione, il procuratore citato dal Presidente Zaia, il procuratore Bruno Cherchi, perché è naturalmente il procuratore antimafia e antiterrorismo di Venezia, colui che rappresenta una guida sicura e costante in tutti gli sviluppi delle nostre attività investigative, che, ricordo a tutti, in questo settore sono finalizzate al contrasto delle espressioni criminali più agguerrite che tendono all'accaparramento dei fondi, soprattutto in tema di PNRR, inerenti alla filiera del ciclo dei rifiuti, del ciclo del cemento, delle energie rinnovabili e anche su quel tema molto particolare, Presidente, che è quello della sostenibilità e della transizione ecologica, molto spesso oggetto di truffe e di meccanismi malavitosi. Ringrazio naturalmente il Generale Spina, il Comandante della Legione, mio anziano e riferimento, che naturalmente ha offerto e continua ad offrire la sua expertise a tutte le unità specializzate dell'Arma, in maniera particolare a quelle della tutela ambientale e transizione ecologica, e mi permetto 2 citazioni rapide, se lo consente Presidente, alla signora Tatiana Dal Santo, che è la vedova del luogotenente Fabio Lagattolla, per anni presente al nucleo di Venezia, ha istituito praticamente tanti anni fa il nucleo di Venezia, e per noi è motivo di orgoglio naturalmente e anche di
vicinanza appunto ai suoi anche 3 figli, Roberto, Riccardo e Alessandra, averli qui vicino con noi. E infine un saluto al generale Giampaolo Ganser, figlio di queste terre, punto di riferimento istituzionale dell'Arma e testimone vivente di quel modello investigativo di contrasto alle organizzazioni mafiose voluto e ideato e progettato dal generale Dalla Chiesa. Il comando gruppo tutela ambientale quindi si propone come obiettivo il contrasto alla minaccia di criminalità organizzata ambientale, come dicevo prima, in tutte le sue manifestazioni, soprattutto quelle di carattere naturalmente mafioso, ma non soltanto, perché in questi contesti naturalmente è presente quella che noi chiamiamo l'imprenditoria deviata, che evidentemente sottostà o in alcuni casi è infiltrata direttamente dalle organizzazioni criminali. L'altro obiettivo naturalmente è quello di razionalizzare con le unità territoriali dei colleghi della Legione Veneto e dei colleghi dei Carabinieri Forestali quella che il nostro comandante generale chiama la missione verde, cioè la prossimità ambientale. Quindi l'Arma dei Carabinieri, che è la prima polizia europea d'ambiente, la prima polizia europea ambientale, ha realizzato un modello che ci auguriamo possa costituire anche riferimento per le altre forze di polizia nazionali, ma anche naturalmente per le polizie locali. Ecco, queste a grandi linee sono i nostri obiettivi. Non ho per il momento, vorrei che passino presto alcuni mesi per darvi poi contezza, per farvi dare contezza dal comandante del gruppo di Venezia, che è il tenente colonnello Enrico Risottino, come dicevo al Presidente 2 minuti fa, figlio di questa terra, e quindi con una motivazione scelto è arrivato qui a Venezia con una motivazione particolare, naturalmente per garantire tutto il possibile per la sicurezza della salute naturalmente dei cittadini e per rendere naturalmente l'ambiente più sano possibile. Io avrei terminato e lascerei la parola al generale Spina, a cui cedo il posto. Buongiorno a tutti, sono il generale Giuseppe Spina, comandante della Regione Carabinieri Veneto. Un saluto e un grazie per l'ospitalità al Presidente Zaia, che mi consento di cogliere l'occasione, ringrazio per l'affettuosa considerazione con cui sostiene il lavoro dei Carabinieri e delle forze dell'ordine in genere. Un saluto al collega Valerio Giardina e un benvenuto in Veneto, che parlavamo prima volta che... Grazie. Allora, io rappresento l'assetto dell'Arma su tutto il Veneto, e quindi dell'Arma territoriale, quindi attraverso i 7 comandi provinciali, le 32 compagnie, le 5 tenenze e le 269 stazioni, che sono il sistema Arma operanti in Veneto, quel sistema territoriale che va a leggere il territorio, quindi ha il compito di leggere il territorio, di garantire il controllo del territorio, quindi la sicurezza e la polizia di prossimità. E nelle attività di contrasto non soltanto ai crimini diffusi, ma anche ai crimini organizzati, anche quelli di tipo mafioso, ecco, questa interazione e questa interessenza con gli assetti specialistici dell'Arma presenti in Veneto risultano sovente essenziali e importanti. E quindi anche su un tema ambientale, che è uno dei temi che più di altri si intrecciano con i sistemi criminali organizzati mafiosi in maniera importante, oramai comprovata anche da attività giudiziarie che sono arrivate anche con giudizi. Quindi il fatto che questo assetto specialistico dell'Arma sul Veneto assuma una configurazione più solida, più corposa, è certamente un elemento di valore per tutto il sistema Arma operante su questa regione. Una regione che in tema di ambiente
ha sempre posto un'attenzione veramente importante e una grande sensibilità. Ecco, quindi oggi è una giornata in cui il sistema arma in Veneto, in tutte le sue componenti territoriali specialistiche, si arricchisce e si irrobustisce. Grazie a tutti, buon lavoro. Grazie. Domande, ragazzi? Presidente, riprendiamo i nostri... No, forse abbiamo il video adesso o avete delle domande? C'è il generale Giardina, il generale Spina. Prego. Se vi presentate, per favore, così. Se vi presentate. Chiara Gabriella Basso, volevo capire come sarà organizzato, quante persone ci vede, come funzionerà. Buongiorno. Il dispositivo complessivo della struttura sarà di circa 60-70 persone. È una struttura flessibile che vede 5 NOE, nuclei operativi ecologici, 2 in Veneto, Treviso e Venezia, 1 a Trento, 1 a Udine, 1 a Bologna. E questi 5 nuclei saranno coordinati dal gruppo di Venezia, che avrà naturalmente un incarico, una competenza interprovinciale, sarà organo interprovinciale di polizia giudiziaria, quindi competente per quelli che sono i delitti associativi in materia ambientale. Come voi sapete, nel 2015 la materia ambientale è stata, con la legge 68 del 2015, è stata ridisciplinata e ha individuato alcune tematiche fondamentali, in maniera particolare il 415 quaterdecies, che permette di contrastare le organizzazioni mafiose con il delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti. Questo delitto naturalmente ci permette ovviamente di sviluppare tutta una serie di attività investigative con la direzione distrettuale antimafia. Il gruppo ha la competenza di parlare con la direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo di Venezia. Il nostro comparto poi ha a Roma un servizio centrale di polizia giudiziaria che supporta il gruppo di Venezia, il gruppo di Milano, il gruppo di Roma, e nel sud ce ne sono altri che cito, quello di Napoli e quello di Palermo, con naturalmente strutture, come dicevo prima, flessibili, ed ha una diretta e funzionale dipendenza dalla Procura Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo. Quindi il nostro comparto va a chiudere in maniera diciamo armonica quello che aveva segnalato prima il generale Spina, un dispositivo dell'istituzione a 360 gradi su una tematica che è naturalmente, come il Presidente sa e come ha fatto da anni, messa come primo argomento nell'agenda di governo, quello dell'ambiente, la tutela dell'ambiente. Ecco, non so se sono stato... Grazie a lei. Grazie. Altre domande, ragazzi? Il nuovo comandante, il comandante Risottino, eccolo qui, per chi non lo conoscesse. Vi vogliamo far dire 2 parole di presentazione? Siete voi i comandanti? Vieni, Enrico. Grazie. Prego. Presidente, perché se lo merita. Speriamo. Posso dire che ha già, cioè, è nato a Belluno? Bellunese doc. Posso fare una domanda al colonnello Risottino? Scusa, ma te che farà la domanda dopo che ha parlato? Sia pertinente, perché ti conosciamo. Vuoi farla subito? Vai. Facciamogli dire 2 parole, per favore. Allora, poi fai la domanda. Grazie, Alessio. Buongiorno a tutti, è un piacere per me aver assunto questo prestigioso incarico che mi vede protagonista nel territorio in cui sono nato, quindi mai cosa più piacevole. L'incarico, oltre ad essere piacevole, è assolutamente delicato, perché insomma, come è stato detto in più momenti, l'ambiente oggi, mai come oggi, è all'attenzione, sotto i riflettori, ed è un grosso problema, quindi la tutela dell'ambiente è una priorità.
In questo primo mese di attività mi sono reso conto di una cosa che è importantissima. Dietro il mondo dell'ambiente girano un sacco di soldi, tanti soldi, e dove ci sono i soldi c'è la criminalità, che può essere criminalità comune, ma spesso, anzi quasi sempre, più soldi ci sono, diventa organizzata. Quindi ecco che il nostro così lavorare è stato da subito orientato in questa direzione, quindi andare a contrastare tutte le forme di criminalità, a maggior ragione quella organizzata, che possano venire così a occuparsi dei rifiuti nel territorio del nord-est, ed anche dell'Emilia Romagna, che rientra nel nostro territorio. Grazie, prego Alessio Antonini, prego. Tamiello, dai Tamiello. Scusa, abbassa la mascherina. Ah, scusami. Sì, perché c'era Martina. Però guarda che con la mascherina sembra Alessio Antonini. Eccoci, allora avete sentito, no, il clou, ve l'abbiamo raccontato, poi ovviamente questa sera nel corso dei nostri notiziari vi faremo vedere, vi faremo ascoltare le interviste raccolte dalla nostra troupe che in questo momento si trova a Marghera, ma come promesso all'inizio di questa prima edizione diamo il via a un piccolo dibattito politico, perché da qui al 25 settembre la campagna elettorale è evidentemente già iniziata, con colpi e contraccolpi, con un partito democratico che alle 11, quindi ormai già 2 ore fa, doveva incontrare Calenda, leader di Azione, un centrodestra sempre più granitico, un centrodestra diciamo 4.0, che ha già messo diciamo tutte le carte sul tavolo per la partecipazione degli alleati a questa alleanza. Allora io vi presento i nostri ospiti. Abbiamo Gianangelo Boff, buongiorno, per la Lega, segretario provinciale della Lega. Collegato abbiamo Simone Scarabel. Simone, buongiorno. Buongiorno, grazie dell'invito. Grazie a te Simone, ex consigliere del Movimento 5 Stelle, poi adesso cercheremo anche con te di capire anche il tuo posizionamento alla luce un po' di quello che stiamo vedendo in questi giorni, dei veneti che stanno decidendo di avere nuove collocazioni all'interno del Movimento 5 Stelle. Stiamo in attesa di collegarci con Lucrezia Favero, assessore a Montebelluna, che rappresenta Fratelli d'Italia. Allora, intanto che attendiamo che si colleghi Lucrezia, siccome so che Simone ci deve lasciare tra una ventina di minuti, partirei da te e partirei proprio chiedendoti un commento alla conferenza stampa del ministro D'Incà, il bellunese D'Incà, che ieri con Crippa ha ufficializzato la nascita di questo nuovo movimento 2050, alla progressista, dialogo col Partito Democratico, voglia di guardare ai temi ambientali. Allora, per quella che è la tua esperienza anche veneta, tu come ti collochi e come commenti questo Movimento 5 Stelle così fluido in questa fase? Grazie Anna. Non ho seguito, ammetto, la diretta di presentazione del ministro D'Incà e di Crippa, però insomma ho letto qualcosa e soprattutto ho letto i vari commenti nelle chat in questi giorni, da quando si è ufficializzata questa, che per me comunque è una perdita non indolore, nel senso, Federico è una persona che conosco e con cui è più di 10 anni che in qualche modo si collabora e ci si sente, quindi non sono stato assolutamente felice di questa sua scelta, e come posso anche dirti quasi tutti gli attivisti della provincia di Treviso, cioè anzi quasi, siamo rimasti sorpresi, speravamo che magari questa scelta magari maturasse un po' più in là, magari dopo le elezioni, ma invece pare chiaro insomma che alla fine è una mossa per cercare per carità di andare verso il terzo mandato e soprattutto la conseguenzialità dei tempi. Nel momento in cui c'è stata l'ufficialità che non si apriva nessuna deroga,
c'è stata questa scelta. Lo abbiamo visto veramente venerdì scorso, che abbiamo fatto una riunione regionale alla quale erano presenti più di 400 persone, quindi molto partecipata. Certo, in base ai nostri numeri non ce l'aspettavamo, essendo comunque in piena estate, e lui era presente, non ha minimamente accennato a intenzioni di questo tipo. Però la politica, purtroppo, sì, non sono sorpresa, ecco, l'ho detto anche nelle nostre chat interne, non sono comunque sorpreso di questa sua scelta, insomma. Quindi condividi un po' quello che ha detto Grillo, pensando che i fuoriusciti adesso in qualche modo hanno preso questa decisione, si sono convinti nel momento in cui Grillo ha detto e ha blindato la regola dei 2 mandati, no? Che è poi una delle regole con cui il Movimento 5 Stelle si è presentato alla società civile. Diciamo, non condivido l'album delle figurine, quello no, perché comunque, per carità, Grillo è sempre la sua indole comica, quindi lo prendo come come un modo per attirare buttarla, diciamo, sul ridere. Però, ripeto, sono persone che comunque con cui abbiamo lavorato in questi ultimi 10 anni, quindi chi più chi meno, credo che ognuno nei propri territori lascia comunque un vuoto. Per carità, si sapeva che non ci sarebbe stata, almeno la base si augurava, e io con loro, che non ci sarebbe stata la deroga ai 2 mandati, però questa scelta, a mio avviso, doveva arrivare molto prima. Cioè, farla a ridosso del voto ha provocato veramente questa esplosione, che probabilmente ci sarebbe stesso, ma sarebbe stata assolutamente più gestibile se fosse stata fatta con più anticipo, insomma. Quindi Silvana, ci stai dicendo comunque delle cose interessanti, ponendoti anche in maniera critica nei confronti del tuo movimento. Senti, ma in questa riunione dei 400, la base del Movimento 5 Stelle, quella radicata nel territorio, è tornata a farsi sentire. Qual è la vostra posizione per questa campagna elettorale? Siete felici in qualche modo di queste porte chiuse di Letta, o quindi felici di correre da soli, oppure avreste preferito, te lo chiedo proprio come base veneta, avreste preferito un'intesa, di lottare per trovare un'intesa col Partito Democratico per provare ad arginare un centrodestra che invece è sempre più granitico? Allora, non c'è stata una votazione palese, però appunto, se posso parlare di sentiment, almeno quello che ho percepito io è che assolutamente la maggior parte delle persone che è rimasta vicina al progetto del Movimento 5 Stelle, quindi che segue Conte, eccetera, non è affatto dispiaciuta di questa diciamo discesa, cioè corsa solitaria, ecco, chiamiamola così. È anche un modo per, dopo aver subito veramente le cose, sembriamo veramente la causa di tutti i mali possibili, è anche un modo per capire, numeri alla mano, adesso quanto valiamo sia a livello nazionale sia nei diversi territori. Sicuramente, probabilmente, insomma, se guardiamo solo la convenienza elettorale avremo qualche eletto in meno, però tanto lo avremmo avuto lo stesso, essendo che siamo comunque noi gli artefici di un taglio di 1/3 dei parlamentari, quindi alla fine si tratterà sì di... Secondo te il Movimento 5 Stelle deve ricostruire una propria credibilità? Assolutamente sì. Una delle cose che ho cercato di far capire in questi mesi, secondo me sarebbe stato più creare un progetto parallelo al Movimento 5 Stelle, invece di portare il Movimento 5 Stelle troppo lontano dalle origini, da dove era nato, e secondo me è questa la vera causa della perdita del consenso che abbiamo avuto. Cioè, chi come me conosce il Movimento 5 Stelle prima che si chiamasse così, non può riconoscere che siamo qualcosa di concretamente diverso adesso. Siamo maturati, è vero, però forse siamo cambiati troppo in fretta, passando da anni di opposizione urlata
a invece passare tra le file della maggioranza del governo con anche varie diverse maggioranze, ogni passaggio ha falcidiato, diciamo, i nostri consensi. È vero, abbiamo fatto anche la scelta di mettere prima comunque l'interesse del Paese, almeno dal nostro punto di vista questa era l'intenzione e non ne siamo pentiti. Però forse bisognava, anche alla luce di questa scelta dei 2 mandati eccetera, creare appunto un percorso parallelo che potesse permettere, ripeto, voti alla mano, numeri alla mano, chi voleva continuare, di continuare al di fuori del movimento, ma comunque accanto, perché ripeto, sono persone con cui abbiamo lavorato e di certo la loro esperienza ci sarebbe comunque stata utile anche al di fuori del Parlamento in altro modo. Insomma. E ti voglio farti interagire con Gianangelo Boffo, che è qui con me. Lega e tra l'altro Lega e Movimento 5 Stelle si rimpallano la responsabilità della caduta di questo governo. Cosa ne pensi? Resta con noi, Simone, fammi sapere quando devi andare via, perché poi torno subito da te e ringrazio Lucrezia che intanto si è collegata, le chiedo di attenderci. Gianangelo, cosa ne pensi di questa riflessione del Veneto Movimento 5 Stelle? Ma io penso che la politica esiste da quando esiste, parliamo ancora degli antichi greci, quindi parlare di antipolitica è quasi un parlare contro la democrazia, contro le volontà della gente. La politica è un'arte che va praticata e va governata, come diceva Helmut Kohl. Tu la politica o decidi di interessarti di politica oppure la politica si interessa comunque di te, questo è un ragionamento. Il porsi sempre anti questo, anti quello e per spot poi crea questi problemi, perché anche il limite dei 2 mandati può essere ragionevole per le posizioni apicali. Ad esempio negli Stati Uniti un presidente degli Stati Uniti può fare 2 mandati, ma anche tutto l'apparato dirigenziale segue il presidente quando scade nel suo mandato e arriva quello nuovo e porta con lo spoil system tutte le persone nuove. Nei ruoli apicali è chiaro che dove tu hai la verticalmente il potere tutto su una persona, non puoi consentirgli di fare oltre un certo numero di mandati e lì è ragionevole. Ma poi per tutte le altre persone, l'esperienza di tante persone che fanno politica e magari non la fanno in posizioni apicali, ma la fanno nel di sotto, nel creare le leggi, nel fare le trattative eccetera, anche l'esperienza di molte persone che hanno nel frattempo tessuto relazioni, hanno acquisito conoscenze eccetera, è importante, come nelle aziende così anche nella politica. Quindi dire a prescindere 1, 2, 3, 4 mandati è assolutamente sbagliato, perché il limite dei 2 mandati è un concetto tipicamente anglosassone ma visto proprio per le posizioni apicali, tant'è che ad esempio in Italia abbiamo per i sindaci il limite dei mandati. Perché nel sindaco si concentra molto potere, diciamo, anche se a livello basso, a livello locale, e quindi non prevedere un limite per questo diventa, anche se eletto democraticamente dal popolo, potrebbe avere delle derive. Ovvio che derive può creare un sindaco di un piccolo comune, però logicamente hai una concentrazione di potere all'interno della persona. Ricordiamoci che sindaco è massima autorità di pubblica sicurezza, massima autorità sanitaria locale, quindi ci sono diverse funzioni che apicalmente vertono sul sindaco. Ma infatti anche tu, Simone, voglio dire, all'interno del Consiglio regionale del Veneto hai acquisito un'esperienza come nuovo, sei diventato politico anche all'interno del Consiglio regionale del Veneto ed hai acquisito un'esperienza che potrebbe essere utile, no, anche al Paese e evidentemente, correggimi, sarebbe un peccato immaginare che questa esperienza vada Pensiamo solo se avessero rottamato De Gasperi o avessero rottamato gente come Mattei, se avessero rottamato gente come i padri fondatori, voglio dire, quel poco di buono che avevamo in Italia adesso non saremo neanche quello. Allora, in ultima battuta, sì. Vai, prego. No, voglio solo essere chiaro, il limite ai 2 mandati si applica al Movimento 5 Stelle che, come è nato, ha il ruolo proprio di portare gente nuova, gente fresca dalla società civile dentro la politica fino ai massimi livelli. E secondo me questa è una cosa bellissima e unica nel suo genere, come lo ha fatto il Movimento 5 Stelle e soprattutto quei numeri che ha portato il Movimento 5 Stelle. Nulla vietava, ripeto, di creare un percorso parallelo per dare modo a chi appunto ha maturato questa esperienza di concorrere ma al di fuori del Movimento 5 Stelle, così non si snaturava, ma con una lista a parte. Quindi tu pensi che la scelta che hanno fatto Di Maio
Maio che ha creato il simbolo Contabacci e D'Incà che ha creato invece l'altro simbolo, quindi possono essere delle scelte, adesso al di là di poltrona o meno, quindi delle scelte ragionate proprio in questo senso, continuare un'esperienza, un percorso, però togliendo la propria identità dal Movimento 5 Stelle e spostandola su altro. Però Grillo li ha chiamati zombie, però, quindi tu non sei d'accordo con quello che dice Grillo? Ma non è questione di essere o non essere d'accordo. Io dico, se avevamo il coraggio di fare noi questa scelta, disinnescavamo queste mine vaganti. Cioè io non credo che il partito, non so come definirlo, quello che ha creato Di Maio o questo che ha creato D'Incà, possano riscuotere chissà quale consenso. Sono funzionali alla legge elettorale che ci troviamo in questo momento, che assolutamente, dal mio punto di vista, è penosa. Però, ripeto, si poteva ragionare insieme al nostro interno, cioè almeno io la proposta che avrei fatto è stata anche la proposta, al di là del discorso dei 2 mandati, che ho cercato di portare avanti anche per quando abbiamo fatto le regionali in Veneto, creare appunto una lista a parte e dare modo agli elettori comunque di scegliere la linea intransigente, dura e pura del Movimento 5 Stelle, confrontata con magari una linea più conciliante, più pragmatica, che comunque vadano in parallelo e possano dare risposte. Comunque un elettorato che secondo me questa diaspora di elettori va comunque a riversarsi non solo negli altri partiti, ma andrà ad ingrossare tantissimo le file dell'astensionismo. Quindi astensionismo. Allora, grazie Simone, ti congedo perché so che tra poco ci devi lasciare, quindi grazie Simone Scarabel per esserti collegato con noi. Vado subito da Lucrezia Favaro. Lucrezia, buongiorno, assessore a Montebelluna, sei qui con noi come Fratelli d'Italia. Allora, Fratelli d'Italia potrebbe esprimere un premier, perché in questo momento, dati alla mano, voi avete la percentuale più alta dei consensi. L'hanno definito un centrodestra 4.0, perché è diverso dal centrodestra di 5-6 anni fa? Cioè, che cosa cambia adesso? Cambia, sicuramente cambiano le varie composizioni all'interno dei partiti, cambia il ruolo di Fratelli d'Italia, che sicuramente è un ruolo almeno alla base dei sondaggi. Poi è chiaro che i sondaggi al momento non sono ancora voti reali, però danno un'idea di quella che è la situazione nel paese. Cambia il fatto che c'è un ruolo di Fratelli d'Italia che è maggiore, e cambia anche il fatto che forse adesso abbiamo la possibilità effettivamente di avere la maggioranza come centrodestra e quindi finalmente di poter andare al governo. Questo perché finché purtroppo come coalizione non si riesce ad avere la maggioranza, è impensabile pensare di portare avanti un programma elettorale. E infatti l'abbiamo visto in questo tempo in cui sono state fatte delle maggioranze variopinte, dove c'erano idee fra loro diverse, e quindi questo ha fatto sì che poi non si sia arrivati a degli obiettivi condivisi per poi fallire questa esperienza. Quindi speriamo che questa volta gli elettori vadano effettivamente a votare, il centrodestra abbia la possibilità di avere un risultato schiacciante o comunque che consenta di avere la maggioranza, e quindi possiamo poi realizzare quello che è il nostro progetto. Lucrezia, come diciamo si concilia, no, la richiesta di autonomia, che insomma, è sostanzialmente una bandiera della Lega, con in qualche modo il presidenzialismo con cui si è sempre presentato Fratelli d'Italia? Cioè, voi come vi posizionate sul tema dell'autonomia? Noi abbiamo l'idea di uno Stato forte che deve essere in grado anche di trattare nel mondo e di trattare in Europa. Non è possibile che ogni volta vediamo che i politici francesi fanno gli interessi della Francia, i politici tedeschi fanno l'interesse della Germania, i politici italiani sembra che vadano in Europa per fare gli interessi di qualcun altro. Questo per noi è inaccettabile, quindi rivendichiamo il fatto che i nostri politici debbano fare gli interessi della patria, gli interessi dell'Italia. Ciò posto, questo non significa non andare a valorizzare le autonomie locali, che sono al pari fondamentali, e quindi noi siamo a favore dell'autonomia. Lo ha ribadito il nostro coordinatore regionale Luca De Carlo. Io stessa, quando c'era stato il referendum per l'autonomia, insieme poi agli altri del nostro gruppo, avevamo organizzato degli eventi sul tema, siamo andati a votare convintamente, e quindi porteremo avanti anche noi questa battaglia importante, sicuramente per il Veneto, ma anche in realtà per le altre
autonomie locali, perché il fatto che ci siano delle autonomie locali forti non significa che poi non ci debba essere uno Stato forte, che è comunque importante, perché uno Stato è fatto da più autonomie, da più realtà anche fra loro diverse. Boff, come si pone lei di fronte a questo ragionamento? Corretto quello che ha detto Lucrezia, cioè noi pensiamo che non possiamo sicuramente dire che la Merkel non sia stata un grande leader, piuttosto che Kohl non sia stato un grande leader per la Germania, piuttosto che non lo sia stato Schröder, ma ovviamente la Merkel in Germania non si occupava di destinare i soldi per asfaltare le strade del comune piuttosto che della piazza, piuttosto che della provincia, perché in Germania ci sono i Länder per tutta quella che è la gestione delle esigenze dei cittadini, si arrangiano i Länder e lo Stato, la Merkel, si occupa di quelli che sono i problemi e le partite internazionali, quelli che sono i problemi fondamentali di un paese, e ha anche modo di concentrarsi maggiormente su quello. Noi invece qui in Italia abbiamo un organismo statale che si occupa di come il cittadino deve svegliarsi alla mattina, o come deve salire sull'autobus, o quanto deve costare l'autobus, o piuttosto che cioè, entra nella vita dei cittadini in qualsiasi modo, ovunque, e dopo magari dove deve occuparsi di quelle che sono le cose importanti, le relazioni internazionali per un paese, poi ci mandiamo Di Maio, oppure come è successo nell'ultimo anno, siccome non potevamo mandare Di Maio perché i problemi erano seri, allora doveva andarci Draghi al posto del ministro degli esteri, perché sennò se mandai Di Maio in giro per il mondo e ovviamente con i problemi che ci sono era impossibile fare una cosa del genere. Tra l'altro anche a proposito di questo, no? Quello che sta emergendo sia a destra che a sinistra è che questa volta i candidati che verranno presentati, che i partiti presenteranno, devono avere una grande rappresentanza territoriale, tant'è che pare si stia pescando tra le fila dei sindaci. Qui parlo con due amministratori, perché da Montebelluna, con te che sei ovviamente sindaco, insomma, sai di che cosa sto parlando. Tu lasceresti ad esempio il tuo comune per volare a Roma? Cioè c'è una grande differenza nella gestione di un paese, nella gestione di un comune, ma la rappresentanza territoriale è davvero mancata secondo te in questi ultimi anni? Cioè questo è quello che manca? Oddio, in parte posso dire anche di sì, dall'altra parte dico che comunque, cioè, quando tu ti presenti agli elettori assumi un impegno con gli elettori con i quali ti presenti, per cui vabbè, io faccio il sindaco di un piccolo comune per cui la cosa non sarebbe incompatibile, però comunque non può mai venire meno, se io mi impegno verso i miei cittadini a governarli per i prossimi 5 anni, quello lo devo fare, perché quello è l'impegno, al di là che sia un impegno diciamo a livello locale, regionale o nazionale, però è un impegno che io ho con i miei elettori ed è un impegno che va onorato fino in fondo, quindi non è che uno a metà strada può decidere di cambiare. Quindi ritengo importante che ci sia quel rapporto di fiducia tra elettore ed eletto, per cui l'elettore deve sapere che dall'altra parte ha una persona che si assume tutte le responsabilità e prende in mano quel voto che è una delega e la esercita nel miglior modo possibile, assumendosene tutte le responsabilità. Ovviamente questo tipo di approccio è tipico di chi amministra gli enti locali, perché voglio dire, quando hai un problema nel tuo comune non è che dietro, cioè davanti a te poi hai qualcun altro su cui puntare il dito, sai che alla fin fine l'ultimo nodo da sciogliere rimane quello sulla tua scrivania, quindi non è che puoi delegare a qualcun altro, sai che hai una responsabilità, sai che hai la responsabilità di una comunità sulle spalle, la devi esercitare e te ne devi far carico, non hai nessun altro su cui scaricarla, anzi a molte volte hai gli enti superiori eccetera che quando ci sono problemi più grossi li scaricano sui comuni e quindi devi far carico dei tuoi e anche di quelli che poi ti scaricano addosso, però questo è e poi ti dà un senso pratico delle cose, nel senso che molte volte ci vediamo di fronte a leggi, perché poi le leggi italiane sono farneticanti ad ogni ordine e livello, e ti danno proprio la sensazione di leggi scritte o legislatori che non hanno mai parlato una volta con un cittadino, perché il cittadino è molto pratico, è molto concreto, cioè molte volte mi verrebbe da dire che se le facessimo scrivere ai nostri artigiani, ai nostri agricoltori, probabilmente sarebbero molto più leggibili e molto più facili da applicare. A questo proposito chiedo ad entrambi, parto da te Lucrezia, questa mattina c'è stato l'incontro tra Letta e il leader di Azione.
Letta che ha sbarrato le porte a Conte. Come valuti, come commenti quello che sta accadendo anche all'interno del Partito Democratico, all'interno del centro-sinistra, questi posizionamenti? Sono giochi, sono strategie o sono realmente così divisi? Perché ovviamente questo poi va a facilitare l'alleanza di centrodestra. Poi si fa sempre comunque fatica a commentare quello che accade a casa degli altri, però credo che i vari partiti del centrosinistra, se vogliono avere delle chance di vincere dei collegi uninominali, dovrebbero provare quantomeno a trovare una sorta di alleanza, diversamente rischiano di andare divisi e quindi di non portare a casa quei collegi uninominali che, lo diciamo a chi ci guarda da casa, sono quei collegi in cui si vota un candidato della coalizione, quindi nel momento in cui uno va da solo si trova a perdere nei confronti della coalizione che invece ha più partiti che la sostengono, in questo caso il centrodestra. Quindi credo che sia nel loro interesse cercare di trovare un accordo per arrivare ad un migliore risultato elettorale. Detto questo, però, è anche vero che sono anime e partiti che hanno delle idee alla fine talmente diverse, non tanto diverse nell'idea in sé, ma quanto sono legati da inimicizie, da dissapori, dal fatto che uno è andato via da quel partito, quindi la vuole far pagare all'altro, per cui ci sono tutte queste dinamiche che rendono più difficile arrivare ad un accordo. E questo è brutto perché agli elettori, francamente, di quello che dice Calenda, che non vuole quello nell'uninominale, che vuole l'altro di qua, che vuole quel collegio, che vuole l'altro, non gliene frega assolutamente niente. Gli elettori vogliono sapere qual è il programma con cui tu ti presenti alle elezioni e non certo sentire parlare di questi giochi di palazzo che sono veramente, veramente tristi. Boff, cosa ne pensi? No, io dico che in realtà, secondo me, la lettura che io do di questa campagna elettorale è sicuramente, cioè, importantissimo che il centrodestra rimanga unito e compatto, lo è e lo siamo sui territori, ma lo siamo sempre stati, al di là di qualche polemica, ma soprattutto qua a Treviso, ad esempio, non abbiamo mai avuto problemi. Detto questo, le me... scorse amministrative sono quelle che forse tra Verona e Jesolo hanno aperto. Ma alla fine poi il centrodestra nell'insieme ha sempre ottenuto i numeri. La cosa su cui voglio porre l'attenzione è che secondo me invece la strategia non è quella del centrodestra o del centrosinistra come noi siamo abituati a pensare, ma l'ha detto ieri Renzi, che lo sottovalutiamo, però è quello che ha fatto un po' la regia dei vari disastri o dei vari cambiamenti, non voglio dire disastri, dei vari cambiamenti negli ultimi 2 anni. È quella non tanto di un centrodestra o di un centrosinistra, ma di riuscire a mettere insieme una cozzaglia al centro che arrivi a un 10% e quindi non stringere subito le alleanze a sinistra, non stringere subito le alleanze a destra, per vedere se si riesce a mettere insieme un centro del 10% che magari possa essere l'ago della bilancia, quindi alla fin fine tornare nella storia italiana dove comanda non chi ha il voto dei cittadini, ma chi può determinare il voto in più o in meno di una maggioranza. E secondo me questo è il rischio vero e proprio, perché per questo che agli elettori bisogna chiarire bene questo concetto, che non importa chi decidono di scegliere a seconda della propria linea politica, noi abbiamo piacere se votano il centrodestra e sicuramente facciamo campagna elettorale per questo, però il vero problema è di non riconsegnare il paese all'ingovernabilità con chi con pochi voti vuole poi determinare i destini di un paese. Esiste questo terzo polo come valori, come idee? Veloce, perché poi vorrei chiederti diciamo che dalla fine della Prima Repubblica poi non si è mai più ricostituito. È un insieme di persone, anche perché poi la politica è diventata la politica della leadership, non più dei partiti, quindi un insieme di persone che a turno si alternano e vanno a occupare quell'area politica che comunque esiste nell'elettorato. Lucrezia, esiste questo terzo polo? Probabilmente esiste, vorrei capire cosa propongono perché non l'ho ancora capito, a parte il fatto che fanno baruffe fra di loro e quant'altro, vorrei capire qual è il loro programma elettorale. Allora, un'ultima battuta io la vorrei fare su questa, che forse non è nemmeno una polemica, però la richiesta di contributo alla campagna elettorale che viene fatta a
i politici sul territorio. La Lega avrebbe chiesto ai consiglieri regionali di contribuire con 5.000 euro alla campagna elettorale. Allora, visto che abbiamo qui Gianangelo Boff, intanto le hanno mai chiesto soldi? Lei ha mai contribuito? Ma allora, che uno decida di contribuire con risorse economiche, con il proprio tempo, con la disponibilità, per il movimento, per il progetto politico in cui crede, ritengo sia una cosa normale, e tanto quanto più vuole che si realizzi il progetto politico che sta portando avanti, tanto più cerca di dare quello che può essere l'aiuto materiale, il tempo, può essere un contributo economico se riesce a darlo, perché no? È una cosa bella, è una cosa positiva sta cosa qua. Se uno crede in un obiettivo politico e cerca di perseguirlo. Per quanto risulta, io ero anche ieri con Salvini, non c'è stata nessuna richiesta di somme ufficiali, anche perché non c'è mai da noi, ognuno cerca di dare il proprio contributo in base a quelle che sono a quello che è la propria sensibilità. Quindi non c'è nessuna richiesta ufficiale, non è mai partita nessuna richiesta ufficiale da Via Bellerio, e a quanto ammesso anche dal capogruppo Villanova, che ha detto non ho mai ricevuto nessuna indicazione di questo tipo. Dopo è chiaro che ad ogni livello, diciamo, se io oggi sono sindaco, lo devo anche al fatto che a un certo punto la Lega ha deciso di appoggiare in un piccolo paesino come Tarzo un ragazzo di 32 anni che si accingeva a fare il sindaco. Probabilmente se allora non avessi avuto l'appoggio della Lega oggi non sarei qua a fare il sindaco per il terzo mandato, quindi voglio dire, se hai un'appartenenza politica che ti ha portato anche a determinati risultati, è vero che non puoi toglierti da quella squadra, sei di quel gruppo là e devi cercare di fare tutto quello che è nelle tue possibilità e nelle tue disponibilità, tenendo conto anche della famiglia e tutto il resto, per sostenere quell'idea politica e per sostenere chi ti ha dato una mano. Lucrezia, com'è la politica di finanziamento del partito invece di Fratelli d'Italia? Vengono chiesti soldi anche qui, insomma, agli amministratori, ai rappresentanti politici per finanziare la campagna elettorale di chi potrebbe essere destinato al Parlamento? Precisiamo che chiaramente i finanziamenti pubblici non esistono più, per cui è chiaro che i partiti devono autofinanziarsi, e quindi è anche corretto che chi ha un ruolo all'interno del partito contribuisca per poter svolgere poi la campagna elettorale e tutte le attività del partito, che sono costose anche se pensiamo a un piccolo gazebo, un singolo gazebo serve la marca da bollo, a meno che non si sia in un periodo di campagna elettorale, per cui è chiaro che fare politica costa e ha dei costi che non sono a carico della collettività, ma sono a carico del partito e quindi degli eletti di quel partito. Quindi gli eletti di Fratelli d'Italia, io parlo del mio caso, ma credo che sia lo stesso anche in Regione, versano il 10% di quello che è il proprio stipendio, la propria indennità, e è corretto per consentire il fatto che il partito poi possa appunto portare avanti le proprie idee. Chiaro che adesso io non so la questione nella Lega a cui si alludeva prima, se sia vero che sono stati chiesti questi soldi o meno ai consiglieri regionali, però credo e vorrei dire che non lo troverei corretto, nel senso che mentre un consigliere regionale ha dovuto farsi la sua campagna elettorale che è costosa e che è anche impegnativa perché lì si va a preferenze, invece per quanto riguarda le elezioni politiche non ci sono le preferenze, per cui sostanzialmente uno, se viene messo in una buona posizione o in un uninominale, viene eletto a prescindere dal fatto che poi abbia fatto una campagna spendendo del proprio, quindi casomai dovrebbero essere i parlamentari a dare dei soldi ai consiglieri regionali, ma non il contrario. Era un po' insomma il tema, no? che era nato. Velocissimamente vuoi rispondere? Sì, ma voglio dire, in questo caso stiamo parlando del nulla, nel senso che probabilmente si tratta di un'interlocuzione fra due persone nella quale magari si è scambiata questa idea, da un'idea scambiata al telefono fra due persone ne è venuta fuori una richiesta ufficiale da parte del partito, e in realtà stiamo parlando, come molte volte ci capita per noi che facciamo politica, si sta parlando del nulla, perché ripeto, nessuna richiesta è stata fatta. Io vi devo bloccare perché siamo davvero in chiusura, però in chiusura voglio farvi vedere questa cosa, perché
anche una delle notizie è che, intanto ringrazio davvero Lucrezia Favero e Gianangelo Boffo per essere stati con noi, ma uno dei temi che potrebbero finire anche nell'agenda politica è quello legato all'eutanasia legale, ed è finito agli onori delle cronache perché Elena, questo è il suo nome, finalmente abbiamo scoperto il suo nome, una donna veneta di 69 anni, è deceduta questa mattina in Svizzera accompagnata da Marco Cappato dell'associazione Luca Coscioni, ha chiesto il suicidio assistito, cosa che ovviamente non è consentita. In chiusura vi facciamo ascoltare il messaggio che Elena ha mandato e che l'associazione Luca Coscioni ha registrato. Elena, sono italiana ed attualmente mi trovo in Svizzera. Circa un anno fa, inizio luglio 2021, ho avuto la diagnosi di microcitoma polmonare. Non ho nessun supporto vitale per vivere, solo una cura a base di cortisone. E mi restava solo da aspettare che le cose peggiorassero. A questo punto io, mettendo in pratica una convenzione che avevo già in tempi non sospetti, prima che succedesse tutto questo, ho deciso di valutare la possibilità di terminare io la mia vita prima che lo facesse in maniera più dolorosa la malattia stessa. Io ho parlato chiaramente con la mia famiglia, ho avuto la comprensione e il sostegno che potevo desiderare, però naturalmente quando si è legati affettivamente si cerca sempre di procrastinare questo evento. Il video integrale ve lo faremo ascoltare questa sera nel corso dei nostri notiziari, ma insomma ci sembrava importante farvi sentire la testimonianza di Elena, di cui parleremo ampiamente, perché anche questo è uno dei temi che dovrà necessariamente comparire nell'agenda politica, perché è la vita e ascoltare le parole di una persona deve tornare a farci riflettere ancora una volta su questo tema. Io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia, siamo alle previsioni del tempo, l'informazione su Antenna 3 torna questa sera alle 18:30. Arrivederci. Donadel Sunplast fornisce ed installa tende e coperture tecniche, avvolgibili, serramenti in PVC e in alluminio, porte da interni. Bentrovati al meteo. Torna a rinforzarsi l'anticiclone africano, primi giorni di agosto con caldo in aumento e tempo in prevalenza buono, anche se non mancherà una certa instabilità. Vediamo insieme il dettaglio di martedì. Sul Veneto condizioni di variabilità sin dal mattino in montagna con nubi irregolari e qualche temporale. Altrove sarà più asciutto e soleggiato, ma non si escludono nel pomeriggio occasionali acquazzoni che dai rilievi potrebbero estendersi anche alla zona pedemontana e all'alta pianura. Venti moderati da nord-est, temperature come detto in aumento, minime tra 16 e 25 gradi, massime invece comprese tra i 30 e i 34 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso sarà instabile sui monti con rovesci sparsi possibili fin verso le zone limitrofe, più sole invece altrove. Temperature minime sui 20-22 gradi, massime intorno ai 32-33 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Avremo un parziale soleggiamento con annuvolamenti e locali temporali a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 19-20 gradi, massime sui 32 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Donadel Sunplast vi aspetta nello showroom di Farra di Soligo, dove troverete le giuste risposte alle vostre esigenze di arredo esterno.